giornata riservata al ciclismo più giovane, la giornata azzurra organizzata dalla Mobilieri Ponsacco. Si parte ovviamente in ordine di età dagli esordienti del primo anno. La bella particolarità è che almeno in questa occasione gli esordienti potranno gareggiare separati tra primo e secondo anno, quando spesso e volentieri, soprattutto nell'ultimo periodo, è molto più facile che entrambe le categorie corrano insieme e poi venga fatto una doppia classifica. Invece ci saranno due gare che seguiremo appunto con le nostre telecamere. Operazioni preliminari che ormai siamo più che abituati a vedere per ottemperare alle normative anti-Covid. Quindi misurazione della temperatura per tutti coloro che devono accedere al campo gara, se lo vogliamo definire così, con l'autocertificazione per tutti e poi ovviamente, come avete visto, il braccialetto che viene rilasciato a seconda della tipologia di coloro che devono intervenire per poter accedere o meno alla zona della gara. Come detto, esordienti del primo anno nella prima competizione, 71 gli atleti che prenderanno il via, con la partenza che sarà presso il bar Panetteria Il Ritrovo, che dà il nome anche alla manifestazione. Due i giri da percorrere per quanto riguarda gli esordienti del primo anno, attraverso Val di Cava, quindi Ponsacco, Via Vanni, che siamo abituati a riconoscere come scenario anche della gara principe organizzata dalla Mobilieri Ponsacco, che è quella che chiude la stagione agonistica toscana con la Coppa del Mobilio, quindi La Borra, Pontedera, il Romito, Val di Cava, Via Maremmana e Ponsacco. Come detto, due i giri da percorrere. Misurazione rapporti a campione per alcuni atleti, alcuni per società vengono estratti a sorte e quindi attimi quelli più emozionanti, quelli che stiamo seguendo proprio perché sono quelli che precedono la partenza. Organizzazione a cura appunto della Mobiliari Ponsacco, direttore di gara Gabriele Tordiglione con il vice direttore di corsa Mario Mecacci. Prima di partire un minuto di raccoglimento per la memoria di Angiolino Tenti, consigliere del comitato provinciale aretino, venuto a mancare per un malore improvviso proprio nelle ultime ore, una perdita che ha sicuramente lasciato tutti attoniti e giustamente il momento di ricordare anche la sua memoria. Breve tratto di trasferimento ed eccolo qua, la partenza ufficiale di fronte al bar Panetteria Il Ritrovo. Franco Fagnani, il presidente della società organizzatrice, insieme all'assessore allo sport di Ponsacco Francesco Vanni, a dare il via ufficiale che avviene proprio in questo istante. Eccoli qua che sono partiti, 71 atleti al via, è sicuramente un numero di tutto rispetto, non a caso infatti viene fatta una doppia competizione. La gara è valevole anche per l'assegnazione del titolo di campione provinciale pisano, ovviamente trovandoci in provincia di Pisa a Ponsacco, e quindi vedremo oltre allo svolgimento della gara anche quale sarà anche chi andrà a prendere questa maglia. Ricordiamo velocemente le società alla via, un veloce elenco anche per ringraziare coloro che hanno preso parte alla manifestazione. Ha aperto ovviamente le iscrizioni la società organizzatrice della Mobilieri Ponsacco, quindi l'Alta Valdera, l'Olimpia Valdarnese, la Mille Luci, la Borgonuovo, la San Cascianese, l'Empolese, la Fabrimar, la Donoratico, la Via Nova, il Team Valdinievole, la Romanese, la Ciclistica San Miniato Santa Croce, il Velo Club Empoli, la Butese, l'Albergo del Tonco, la Piano di Mommio, la Montecarlo, il Team Stradella, il Pedale Senese, l'Appenninico, la AC Una Bici per Tutti, il Pedale Toscano Ponticino, la Castiglionese, la Berti Mobili e la Cinquale. Passaggio dalla zona arrivo, dove allungano al primo passaggio appunto due atleti. Per il momento minimo il vantaggio, ma vale la pena andare a ricordare chi sono. Col dorsale 39 Ruben Ferrari della Romanese, e insieme a lui si è accodato col dorsale 19 Luciano Gaggioli della Empolese. Eccolo qua Gaggioli che va ad accodarsi proprio a Ferrari. Proprio al primo passaggio dalla zona arrivo si è formata questa coppia e questo è il gruppo alle spalle che per il momento tiene a debita distanza i due atleti al comando, dove fanno buona guardia gli atleti del Team Valdinievole, così come quelli
della Borgonuovo, ma riconosciamo anche maglie del pedale senese, ma comunque varie le formazioni che si susseguono su questa testa del gruppo, che però sembra essersi leggermente allungata, sembra essere un po' frazionata all'avanguardia gruppo. Con una rapida occhiata ci sembrava, infatti c'è come un drappello di una ventina di unità, forse anche di più, che si è un pochino avvantaggiato, facendo sì che il gruppo si frazionasse. Un altro piccolo drappello di 4-5 unità che sta provando a riattaccarsi a questo gruppetto, mentre quello che possiamo considerare il grosso del gruppo un pochino più indietro. Quando siamo al 10° chilometro di gara dei 27 totali, dei 27 totali previsti, 27.900 per la precisione, è rimasto solo al comando il portacolori della Romanese col dorsale 39, lo vedete, Ruben Ferrari. Quindi Gaggioli o non ha voluto insistere in questo tentativo o non ce l'ha fatta a tenere il passo di Ferrari. Fatto sta che quando siamo al 10° chilometro di gara è rimasto solitario al comando Ruben Ferrari. Cerchiamo però di capire la situazione alle spalle dell'atleta della Romanese, per capire come si stanno gestendo alle spalle. Probabilmente dovremmo trovare come primo inseguitore proprio lo stesso Gaggioli, che era il compagno di avventura di Ferrari, però vediamo com'è la situazione. La nostra telecamera lascia appunto andare il battistrada ed eccolo qua, infatti lo troviamo Gaggioli, l'atleta della Unione Ciclistica Empolese, che si sta impegnando sicuramente alla caccia, lo vediamo un pochino affaticato. 44 secondi il ritardo di Gaggioli dalla testa della corsa. Facendo un po' una comparazione tra l'andatura di prima di Ferrari e questa di Gaggioli, si vede un po' di differenza. Probabilmente ha un po' di difficoltà in questo tratto Luciano Gaggioli, che è anche senza borraccia, vediamo, non si sa se è per un motivo specifico, se c'è stato un inconveniente nel corso dei chilometri. Lasciamo andare anche l'immediato inseguitore per andare a ritrovare il gruppo, che si è decisamente ricompattato alle spalle, che è segnalato a 1 minuto di ritardo. A fare l'andatura sul gruppo Jacopo Taddei del Velo Club Empoli, e come vi dicevamo, rispetto magari alle inquadrature precedenti, è sicuramente un po' più numeroso il gruppo, dove ancora fa un buon lavoro sulla testa Pietro Menici della Borgonuovo. Anche nelle prime inquadrature era sempre sulla testa a fare l'andatura. Dicevamo quindi Ferrari al comando, come immediato contrattaccante Gaggioli a 44 secondi, il gruppo che vediamo inquadrato a 1 minuto di ritardo, quindi comincia a avere una certa importanza il tentativo soprattutto di Ferrari, che si trova sulla testa della corsa. Ed eccolo qua che andiamo a recuperarlo ancora una volta, Ruben Ferrari, quando siamo al 16° chilometro di gara. Ricordiamo, come vedete anche in sovraimpressione, la gara è quella riservata agli esordienti del primo anno nell'arco della giornata azzurra organizzata dalla Mobiliari Ponsacco, che quindi vedrà impegnati poco più tardi gli esordienti del secondo anno e più tardi ancora gli allievi. E quindi dicevamo sicuramente per il momento una gara tutta all'attacco per Ruben Ferrari. È stato il primo a rompere gli indugi e per il momento sembra anche che questa sua tenacia lo stia ripagando, questa sua voglia di ben figurare gli stia fruttando bene, anche perché la sensazione, guardandolo così, è che non senta troppo la fatica, fatto giustamente le dovute proporzioni, perché ovviamente sì, però vediamo ancora un bel colpo di pedale, ancora vediamo che sta affrontando bene le varie curve. Qui siamo nel centro di Ponsacco, eccolo qua Franco Fagnani che aspetta proprio in via Vanni, dove c'è anche la mostra del mobilio, eccola qua, di Ponsacco. Si è ricompattato il gruppo, quindi è stato recuperato Gaggioli, che infatti lo vediamo proprio lì davanti sul gruppo a fianco di Menici. Quindi dicevamo il gruppo si è ricompattato alle spalle di appunto Ferrari ed è praticamente rimasto invariato, quindi sempre 1 minuto il ritardo del gruppo dalla testa della corsa, quando siamo a circa 10 chilometri
dalla conclusione. La sensazione è che per il momento il gruppo non si stia organizzando proprio in forze per andare a recuperare il portacolori della romanese. Vedremo se comunque ancora in 10 km riusciranno in qualche modo a colmare il gap. Gruppo che è sicuramente molto meno numeroso. Come avevamo visto poco fa, ma forse non l'avevamo detto, sono presenti anche le ragazze al via, come vedete con Vittoria Cappellini della San Miniato Santa Croce, che era proprio sulla testa del gruppo a dare il suo contributo per cercare di recuperare il distacco. Dicevamo un gruppo un pochino meno numeroso rispetto ai 71 che hanno preso il via, e andiamo quindi nuovamente a recuperare la testa della corsa. Tordiglione, il direttore di gara, che ovviamente controlla che tutto si svolga nel miglior modo possibile, ed eccolo qua il battistrada quando siamo al 21esimo chilometro di gara, quindi siamo a circa 6-7 chilometri dalla conclusione, ed è ancora Ruben Ferrari che adesso veramente comincia ad accarezzare sogni di vittoria, perché ci informa Radio Corsa che è aumentato il vantaggio del portacolori della romanese, quindi adesso, anche se le forze dovessero iniziare a scarseggiare, crediamo che dovrà raschiare il fondo del barile e andare a cercare tutte le energie rimaste, anche se, come sempre abbiamo detto, a livello visivo ci sembra ancora piuttosto efficace la sua azione. Dicevamo che la gara, ricordiamo, è valevole anche per l'assegnazione del titolo di campione provinciale, quindi abbiamo da tenere in considerazione anche questo aspetto per quanto riguarda poi la fase conclusiva. Guarda alle sue spalle Ruben Ferrari, ma non può vedere altro se non i mezzi di servizio, la giuria che lo segue piuttosto che Radio Corsa o la nostra stessa telecamera che lo affianca. Noi invece rallentiamo per capire il gruppo dove si trova. Ha aumentato decisamente il vantaggio di Ferrari, tanto che adesso il gruppo ci viene segnalato a 2 minuti e 5 secondi di ritardo. Sicuramente l'atleta della Borgonuovo, Pietro Menici, non può aver niente da recriminare, perché tutte le volte che abbiamo fatto un'inquadratura sul gruppo lui era a tirare, quindi se in tanti magari avessero seguito il suo esempio, forse questo tentativo poteva essere stato un pochino più arginato. Anche Guidi del team Valdinievole sulla testa del gruppo, riconosciamo maglie anche dell'Olimpia Valdarnese, del Velo Club Empoli, però quando ormai mancano meno di 5 km alla conclusione, 2 minuti di distacco sono veramente tanti, quindi potremmo quasi dire che sembra essere fatta almeno per la vittoria di questa prima Coppa Bar Panetteria il ritrovo per quanto riguarda l'atleta della romanese, che davvero praticamente è partito al chilometro 4, al chilometro 5, al primo passaggio dalla zona arrivo di Ponsacco. Prima Gaggioli ha provato a tenere il suo passo, poi probabilmente oggi è in stato di grazia Ferrari, e quindi non può che godersi questi ultimi chilometri. Anche la nostra telecamera in un certo senso lo informa che può stare anche un po' tranquillo, perché ormai è fatta. E adesso ci siamo spostati appunto sotto lo striscione di arrivo per accogliere insieme al pubblico la vittoria di Ruben Ferrari, atleta della romanese, che si prende giustamente gli applausi di tutti il pubblico e di tutti gli sportivi e di tutta Ponsacco per questa sua affermazione. Ha percorso i 27 km e 900 in 45 minuti alla media di 37 e 200, e adesso non resta che aspettare la volata per le altre posizioni. Eccoli qua che adesso spunteranno dalla curva, e sembra una maglia del team Valdinievole che va ad anticipare tutte le altre, è quella di Lorenzo Guidi, che probabilmente andrà a prendersi la seconda posizione, ma riconosciamo ancora maglia della romanese sul gruppo. Terza posizione per Mattia Arnoldi, quarto Aleandro Di Riccio, quindi Luca Iavazzo, sesto Luciano Gaggioli, settimo Pietro Benici, ottavo Andrea Bonciani, nono Vittoria Cappellini e decimo Leonardo Anichini della Mobiliari Ponsacco, che quindi è anche il nuovo campione provinciale per quanto riguarda Pisa. Nuova inquadratura per il vincitore di questa prima Coppa Bar Panetteria. Andiamo adesso a sentire le interviste dei protagonisti. Ruben Ferrari, vittoria oggi per te, oggi una grande prova la tua. Bah, oggi sì, perché anche il percorso non era adatto a me, perché erano tutti stradoni, e ci ho provato e è andata.
Hai dei ringraziamenti da fare per la gara di oggi? Ringrazio tutta la mia squadra che mi ha aiutato in questo percorso, tutti i miei allenatori, tutti i miei compagni. Lorenzo Guidi, per te la seconda posizione, hai provato ad anticipare il gruppo. Sì, ho provato, volevo scappare dove c'era il ponte ma ha anticipato un altro ragazzo, quindi mi sono messo, ho preso posizione e poi all'ultima curva sono scappata. Mattia Arnoldi, terza posizione per te, ma ottima riuscita del lavoro di squadra quest'oggi. Sì, sono molto felice e abbiamo fatto ancora primo e un bel piazzamento. Anche tu hai dei ringraziamenti da fare per la gara di oggi? Sì, ringrazio tutta la squadra e soprattutto Ruben che ha vinto, che è l'unico primo anno che abbiamo in squadra e ad allenarci insieme miglioriamo molto.